L'Ente Friuli nel Mondo rappresenta centinaia di migliaia di friulani sparsi in tutti i 5 continenti. Noi abbiamo sempre ritenuto che questi friulani siano degli ambasciatori per la nostra regione. Abbiamo ritenuto creare dei centri di formazione in rete, visto che questo particolare momento non può essere fatto in presenza, quindi formare questi ambasciatori nel proporre, nel far conoscere nel mondo il nostro magnifico artigianato. Il progetto è molto ampio. Oggi noi saremo collegati con 18 stati, quindi con 18 rappresentanti che si collegheranno in rete in una formazione di 3 mesi e quindi riuscire a formare questi ambasciatori da una parte, ma potrebbero anche far creare delle iniziative imprenditoriali importanti e quindi anche a sostegno della nostra economia regionale. Ecco, i nostri nonni hanno dovuto andare all'estero, hanno dovuto per motivi di lavoro cercare lavoro fuori dalla propria patria, dalla piccola patria. Oggi siamo nelle condizioni che se ci fosse questa intenzione e questa voglia di tornare in Friuli, questi ragazzi potrebbero trovare delle occasioni di impiego e di lavoro, ma potrebbero farlo in quello che è uno dei settori più trainanti, che è quello dell'artigianato, cioè dell'autoimprenditorialità, lavorare in proprio, sviluppare e tornare nel paese di origine dei propri nonni o dei propri genitori.